Sì? Ok Nino? Bene, aspetto. Eccoci arriva l'ora del nostro ponaro con Nino, a Bosco e anche a Alvaro. Come che dice nel dialetto delle vostre parti, parole in italiano di cultura anche di arte, de come che si dice anche nel vostro italiano, parole in lingua veneta dal suono un poco strano. Ladies and gentlemen, Miss Boscola. Tu mia boscolare, vernacolando, mi insegno veneto, si però giocando, se proprio non vecamo dal mio modo di parlare, poter andare tutti da carroida devo tramare. Vernacoliere e vernacolieri, quella di oggi non sarà una puntata difficile, sarà una puntata impossibile. Boscola, lancia le parole. Tanto vi dago le parole di ancora vostro. Sì, dai. Prima, bocara. Cosa sia sta bocara? Come Certo. se che ti la dici in italiano. E dopo, st'altra parola. Che difficile. Ma no. Così dall'italiano, Eh. te la dico. Shh, io non sono stato da nessuno. No. Pietrificato. E Mrs. X per oggi è... Tu quando parli di Bocara lì a Isola della Ba, che c'è? Che cosa intendi? Noi diciamo lì in zona, ciao spausa sì su una bocara d'aria, cioè proprio in corrente d'aria. Ah, bene. Quindi quando sei di passaggio e senti questa ventata, quella è la Bocara, giusto? Esatto, Ok, quando ci perfetto. spostiamo di mattina presto per attraversare tutto siamo in una bocara. Ho Ok. capito, brava. Senti, e lì a Polverara, come si può dire pietrificato proprio? Guarda, pietrificato di solito quando noi ci mettiamo a fare qualche lavoro così e bisogna fare un po' veloci e magari uno è un po' sul lento e non sa come fare, ciao, ma insomma ti detto una mossa, a te me pari maga? Imaga. Imaga, Imaga, è vero, pietrificata è Imaga. è vero. Boscola, manda le soluzioni. Bocara. Ecco. Era praticamente la prima parola. Quella che ti ha da dirmi adesso in italiano. Sì. E mi te la dico. Brava. Incrocio. Manca Incrocio. luogo in corrente d'aria. Ah, Quando che ti dici proprio c'era qua che viene una bocara grande. ho capito. Che sarà Sì, che ti sì, ha basta, sarà l'esagerazione. Chiudi la porta, fa corrente. E dopo, quest'altra parola era invece dall'italiano. Pietrificato. E in dialetto si dice imaga. Si dice. Il proverbio di oggi ben si intona con la missione impossibile ed è piuttosto eloquente. Non sta neanche a provare se il tren col cueo ti vuol fermare. Bene, vernacolieri e vernacoliere, la missione per oggi è finita. Alla prossima puntata.